Con Luca Chiarello al termine della partita con il Grosseto, il Valdagno che è stato un po' fino in fondo, risultato finale di 3-2 al termine della gara molto equilibrata, come dice la classifica, era poca la distanza, avete provato anche a fare lo sgambetto al Grosseto. Sì, sapevamo che era una partita molto difficile, specialmente nel campo del Grosseto, dove loro perdono pochi punti. E noi siamo venuti qua cercando di portare a casa qualcosa, non ci siamo riusciti, ma secondo me non è colpa sicuramente nostra. Non condivido certe decisioni arbitrali, però questo è l'hockey, questo è lo sport e niente, noi pensiamo già a sabato prossimo che abbiamo una partita fondamentale per il nostro cammino. La posizione in classifica è comunque tutto sommato siete sempre alle spalle del Grosseto con pochi punti di distacco, quindi campionato che è molto equilibrato, tutto aperto. Cosa vi aspettate per questa seconda parte di stagione? Ma io guardo sempre quelli dietro, quelli davanti per adesso non mi interessano e cerchiamo di fare i punti necessari per uscire dalla zona play-out perché bisogna sempre guardare lì per adesso. Sicuramente se riusciamo a fare qualche risultato utile nelle prossime partite dovremo essere fuori e poi guardiamo avanti. Sicuramente per riuscire a fare qualcosa bisognerebbe arrivare almeno sesti perché quando poi settimo ottavo a parte che l'ottava e la nona sono sempre delle squadre da battere e non è facile perché non è sicuramente facile, ma poi vai a beccare Trissino e Forte dei Marmi e diventa quasi impossibile, quasi. Quindi niente, noi abbiamo una squadra giovane, l'obiettivo nostro era quello di fare bene, riuscire ad arrivare nelle prime otto, per adesso siamo lì e guardiamo partita dopo partita. Allora, la ringrazio e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, e crepi il lupo e in bocca al lupo anche a voi.